Eccoci tornati con Ore 7 e ora affrontiamo un argomento a due facce, possiamo dire, che però si uniscono, avendo come ospite il sindaco di Butrio, Eliano Bassi, che lo vediamo qui in collegamento con noi. Do il buongiorno al primo cittadino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Perché è anche medico di base, quindi cerchiamo di capire bene qual è questo suo doppio ruolo, perché oltre a far capire le varie disposizioni alla sua popolazione e a cercare di salvaguardare la sua popolazione in sicurezza, come sindaco lo deve fare anche come vaccinatore, possiamo dire. Allora, Sindaco, io volevo iniziare innanzitutto da questa sua carica di primo cittadino, alla luce anche delle nuove disposizioni del nuovo DPCM che verrà varato in queste ore dal Consiglio dei Ministri. Con queste nuove regole, con questa card verde che verrà inaugurata, insomma, questa autocertificazione, card digitale per spostarsi tra zone rosse o arancioni, sperando di non essere più in queste zone, quanto è difficile far capire tutto questo ai propri cittadini, visto che il quadro è sempre mutevole? Ma è relativamente difficile, però siamo in un periodo talmente complesso che la gente sta capendo che bisogna seguire delle regole, non dico per sopravvivere, ma per poter uscire da questa situazione pandemica molto complessa. E noi abbiamo cercato di gestirla con razionalità, perché qua ci vuole più razionalità che emotività. E il fatto di avere un sindaco medico forse ha avvantaggiato Butrio in questo, perché abbiamo fatto delle scelte anche come giunta molto, molto importanti sulla pandemia. Non so, ad esempio l'acquisto dei tamponi da parte dell'amministrazione comunale, l'esecuzione dei tamponi, abbiamo aperto un punto appunto per fare i tamponi qua in centro a Butrio. Cioè, sì, abbiamo seguito la malattia in modo importante. Poi ogni fine settimana io relaziono alla comunità la situazione, e continuo a fare delle raccomandazioni sui buoni comportamenti che devono tenere, e devo ammettere che c'è responsabilità nella gente. Ecco, lei ha Insomma. creato questo filo diretto, diciamo, con i propri cittadini, ma il filo diretto lo deve mantenere anche con i suoi pazienti. Quanti ne ha vaccinati? Beh, oddio, abbiamo cominciato, la situazione del vaccino è una situazione un momentino complessa, nel senso che non è un vaccino di facile gestione, in quanto non è un vaccino come l'antinfluenzale che può essere messa nei frigoriferi nostri in ambulatorio e poi dispensato alla popolazione. Questo è un vaccino che deve essere preparato, cioè da un flacone vengono preparate 11 dosi, quindi le infermiere preparano le 11 dosi, noi andiamo a prendere il vaccino, dopodiché programmiamo le 11 iniezioni da fare. Finora io ho lavorato a domicilio perché le dosi che mi sono state date era per vaccinare i pazienti fragili a domicilio. In questo momento io ho fatto 3 sedute, la prima di 11 dosi che abbiamo completato anche con la seconda dose, e poi ho fatto altre 2 sedute, mi sembra di 8 vaccini per volta, quindi 8 persone alla volta, che completerò la prossima settimana, quindi la prossima settimana partirò con la seconda dose. Poi ho una serie di persone in lista d'attesa che non sono degli intrasportabili assoluti, però sono quelle persone che difficilmente si muovono per andare a fare le sedute verticali fuori zona, anche se qua a Cividale sono state fatte, ed è secondo me un'ottima iniziativa. Però è chiaro che sarebbe importante avvicinare il servizio all'utenza il più possibile, no? Questo Certo, diventa, il futuro è se la... visto che la diffusione del medico di medicina generale sul territorio è molto capillare, noi possiamo dare questo, pur considerando la difficoltà appunto nell'acquisire le dosi, nell'organizzare la vaccinazione, però sono delle cose che noi possiamo fare grazie anche al rapporto che abbiamo con le persone che assistiamo, no?
Ecco, lei giustamente ha detto e ha affrontato un argomento che è la difficoltà è quella di reperire le dosi alla fine. Adesso c'è un articolo qua sul Messaggero, peraltro anche ieri l'abbiamo trattato in uno dei nostri servizi, che anche gli infermieri vogliono scendere in campo, oltre 700 infermieri pronti per le vaccinazioni. Possiamo fare più di 60.000 iniezioni a settimana. Quindi siccome se ne fanno 40.000 in Friuli Venezia Giulia a settimana, verrebbe da dire sì, potrebbero fare anche da soli gli infermieri. Il problema è che si mette in campo tutti, ma le dosi non ci sono in questo momento. Questo è il grande problema, immagino, no? Allora, se noi dobbiamo appunto vedere un momentino di rendere possibile l'approvvigionamento con la somministrazione, quindi non dobbiamo buttare via una sola dose di quelle che ci vengono date. Noi medici di medicina generale in regione siamo circa 900. Cioè, anche noi potenzialmente siamo, cioè, se ognuno di noi facesse le 5-6 dosi al giorno faremmo veramente un grande numero. Il problema è appunto sapere per tempo se possiamo avere queste dosi e un momentino organizzare la loro dispensazione. Noi ci siamo, però vediamo un momentino come è possibile l'approvvigionamento. Adesso non so, stamattina appunto leggevo che ora è possibile fare anche il Johnson & Johnson nella popolazione superiore ai 60 anni e questo sarebbe una forte semplificazione, un vaccino più maneggevole, un vaccino che si fa in dose unica. Vediamo un po' se ci arriva, non lo so, questo non dipende da noi. L'ultima cosa che le chiedo brevemente, cosa le dicono le persone a cui dà lei la dose del vaccino? Sono contente, sono felici? Ma no, ma sì, ma deve considerare, io sono medico di medicina generale da oltre 30 anni, da 38 anni ormai, e sono qui a Butro da 23 anni, quindi c'è un rapporto fiduciario consolidato. Non lo so, le dico, il problema di queste vaccinazioni è che a ogni vaccinazione coincide, no? C'è un'offerta di un caffè, se dovessi bere 11 caffè in una seduta vaccinale sarebbe un problema, però c'è un rapporto consolidato con queste persone, quindi sono contente. Poi è chiaro che il servizio fatto a domicilio è un servizio estremamente gradito, ma è anche un modo per noi per entrare nelle case, per vedere qual è la situazione reale delle persone. Cioè, la visita a domicilio ti dà molto di più di quello che è una semplice visita, Certo. perché tu vivi esattamente il contesto nel quale si trova la persona e capisci com'è seguita, capisci come sta, capisci tante cose che in una visita che in una visita ambulatoriale non puoi capire. Bassi, io la ringrazio per questo suo intervento che ci ha dato a ore 7. Bene, In bocca al lupo e buona giornata. grazie a voi, arrivederci.